Eccellenza, si conclusa appena la 50ª settimana sociale dei cattolici italiani. Adesso la palla ritorna al territorio. Arriva dal territorio e ritorna al territorio certamente. 50ª settimana, una tappa importante che ci invita a guardare alle radici delle settimane sociali per proiettarci al futuro, un futuro che inizia già da oggi. Abbiamo ascoltato diversi interventi, abbiamo molto lavorato nei circoli, nei gruppi di lavoro, lasciandoci coinvolgere gli uni dagli altri e piano piano arrivare a delle sintesi condivise che, ci è stato detto, poi ci saranno riconsegnate a settembre, mi sembra. Una nota voglio sottolineare riguarda il momento iniziale, diciamo il momento della preghiera iniziale, che per ogni giorno è stato arricchito da alcune riflessioni, sfondo biblico, patristico, che hanno letto con parole e pensieri nuovi cose note, ma questo mi sembra importante. Il saper dire cose note con linguaggi nuovi, ecco, perché possiamo imparare ad attuarle queste cose note, che vanno indietro, vanno alla Pira, vanno a De Gasperi, vanno all'Academy Express, e allora a me piace questo pensiero, continuare a dire cose note per imparare a metterle in pratica, piuttosto che cose nuove per raccogliere applausi, insomma. Mario, si è appena conclusa la 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia. Con quale bilancio torna a casa? Più che positivo, primo perché il tema affrontato è, almeno in Italia, in Europa e nel mondo, più che attuale, perché al cuore della democrazia ci porta non solo a riflettere, ma anche a fare tutto ciò che è necessario perché questa democrazia venga poi vissuta da chi ne deve essere il protagonista, e cioè il cittadino e il cattolico cittadino. Al cuore della democrazia, grazie a tutte le riflessioni che ci sono state offerte, dalle più interessanti, quella di Papa Francesco questa mattina, quella del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, e quella del presidente Mattarella, che hanno avuto un trade union. Per vivere la democrazia deve esistere un noi che coinvolga dal basso tutti, un noi partecipato, un noi che si costruisce nel tempo, perché, come diceva bene il presidente Mattarella, la democrazia non si conquista una volta e per tutte, bisogna viverla e conquistarla di giorno in giorno. Allo stesso modo il Papa richiamava i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, e tra questi c'è anche la democrazia, che anche da parte della Chiesa e degli uomini di Chiesa, e soprattutto da parte del laicato cattolico, deve portarci a vivere nuovamente da protagonisti, perché forse per più di un ventennio abbiamo apostatato questa necessità pensando che con la fine del partito unico dei cattolici fosse finito l'impegno diretto dei cattolici in politica. Invece non è così, la politica è il più grande servizio da offrire alla comunità. Paolo VI diceva che è la più grande forma di carità e di servizio nella Chiesa, ma lo stesso Giovanni Paolo II ha cercato di farci vedere la politica nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale. Quindi positivo questa esperienza, perché sono la terza delle esperienze di settimane sociali che mi ha semplicemente arricchito.